Io pretendo Fabrizio Corona libero, noi liberissimi, libertari pretendiamo questo, perché Fabrizio Corona è un baldo giovane che non si è macchiato di mai nessun reato, sono tutte baggianate quello che lo Stato italiano mafioso, derelitto, puttaniere, dissacrante ha riversato su questo giovane, lo ha costretto alla fuga internazionale. Stato criminale e criminoso, uno Stato criminale e criminoso che ha costretto un giovane di belle speranze a fuggire all'estero. Io pretendo Fabrizio Corona libero, perché lo devo candidare sia alla Camera che al Senato, non solo a Roma ma in tutta la penisola italiana. Stato mafioso che costringe i giovani a fuggire. Io alla faccia di tutti quei che li perfidati, malcredenti, macerati, dissacranti mafiosi che si celano in un sorriso di trasparenza, dico Fabrizio Corona libero. Ma non faccio il cretino. A tal proposito, il busto di Almirante, segnalato negli studi di Pomeriggio 5, stava per essere intervistato da Barbara D'Urso. Ma non faccio il cretino. Errata corrige, sono costretto a correggermi. Il busto di Almirante, secondo notizie appena battute dall'ANSA, sarebbe stato visto sul comodino di un set pornografico accanto al letto dove l'attrice Nadia Macri stava per avere un rapporto anale. A posizionarlo sul comodino, secondo fonti abbastanza attendibili, sarebbe stato il regista del film porno, perché voleva rendere la scenografia più cazzuta. Ma non faccio il cretino.